Beh, quando ho detto questa cosa, una ragazza, eravamo nell'oratorio di una parrocchia, è andata a chiamare il parroco perché venisse ad ascoltarmi come se avessi detto chissà che. Allora, finché parlare dell'ascolto, del desiderio di amare, d'essere amati, diventa qualcosa di pericoloso, preoccupante, anch'io mi preoccupo. Quindi ogni volta che nel momento che si parla di persone e alle persone viene premesso un appellativo, soprattutto negativo, tra l'altro per una condizione che non hanno scelto. Io non ho mai conosciuto nessuno che ha scelto di essere gay o lesbica, allora qui c'è qualcosa che non va, anche da un punto di vista cristiano. Va bene, scusi professore, la interrompo. Andiamo avanti con le domande. Il signor Simone Carnielli, se leggo giusto. Prego. Dica chi vuole rivolgere la domanda, se... Prego. Io vi ringrazio intanto per questa serata, faccio parte di quella categoria che tanto viene bistrattata e questa sera per fortuna non è stata nominata, che sono gli omosessuali. Rappresento un'associazione di Conegliano e ho assistito ad una conferenza diciamo di disinformazione, totale disinformazione sabato scorso nella nostra città. Io mi domando, voi siete stati molto gentili con queste persone, ma queste persone che lanciano una campagna di disinformazione di questo tipo, sì, stasera sentendo questi suggerimenti, ma io non li definirei in un certo modo, ma questi sono degli istigatori all'odio omofobico. Mi piacerebbe sapere se c'è un modo concreto di poter criminalizzare queste persone. Chi vuole rispondere? Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che l'atteggiamento del cristiano nei confronti della persona di condizione omosessuale deve essere di dolcezza e rispetto. Dare a una persona del figlio delle pere o altre cose non ha niente a che fare con la dolcezza e il rispetto. Andiamo avanti con le domande. La signora Federica Stocco. Sta arrivando? Prego. Anche lei domanda breve, mi raccomando, se anche si dice a chi la vuole rivolgere, va bene. Va bene. Entrambe. Forse è più l'onorevole Fedeli che aveva parlato più della tematica. Allora, così la mia riflessione, alcuni interventi in campo di parità alle volte mi lasciano perplessa, per esempio le quote in campo politico. Secondo me alcune donne può essere che non si sentono di partecipare, non mi piace, preferiscono fare altro, forse anche per come sono fatte, proprio perché abbiamo parlato stasera anche della differenza tra uomo e donna, quindi non sempre secondo me è tutto riconducibile allo stereotipo, ma anche proprio a come le persone sono fatte. Lo dico per esperienza anche personale, come in campo amministrativo. Allo stesso modo ricordo come l'onorevole Puppato è stata eletta 2 volte a Montebelluna, non penso per le quote, ma per come è lei, insomma, per quello che ha dimostrato di saper fare. Questo insomma sulla parità. E poi un'altra cosa che concordo anche sulla partecipazione dei genitori, non solo con il consenso informato come diceva lei, ma per esempio nei consigli di classe i genitori hanno l'opportunità anche di approvare i testi, l'adozione dei libri di testo. Io ho avuto la disponibilità di testi per una settimana a scuola, quindi ma non può essere che quando tu selezioni in base al merito, guarda caso, c'è l'80 o il 90% di merito, non si capisce perché, che va solo a un sesso. Vedete, non lo nomino nemmeno se è il maschile o il femminile, perché il concetto di antidiscriminazione ormai è acquisito che nessuno dei 2 sessi deve essere sottorappresentato del 40%, nessuno dei 2 sessi, perché sennò lì vuol dire che c'è discriminazione.
Esperienza italiana sui consigli di amministrazione, legge Golfo Mosca di 3 anni fa, no? Presa dal sistema francese, dice che nei consigli di amministrazione bisogna prima avere almeno il 20%, il 30% e il 40%. Cos'è successo su questo? Che nel momento in cui tu metti una norma antidiscriminatoria che alcuni chiamano quota, la selezione tra uomini e donne avviene molto di più sul merito, perché a questo punto diventano trasparenti i criteri e la valutazione dei curricula. Questo non lo dico io, ma lo dicono ormai tutte le statistiche, sia italiane, europee che internazionali, su questo. Però io sono molto d'accordo a non usare la parola quota, perché la quota ti dà l'idea che ti do la riserva indiana perché sei di sesso femminile, perché poi riguarda noi, e non guardi mai alle competenze. Nello stesso tempo, occhio, perché non è mai possibile, no, che non ci siano altrettante competenze valide in qualunque campo in cui possono concorrere e avere risultati sia uomini che donne. In questo senso c'è la questione della norma antidiscriminatoria, però io sono d'accordo. Allora, io ho ancora 2 persone iscritte per la domanda. Chiamo Adriana Turcato, la signora Turcato, e poi chiamo già il signor Andrea Pederiva, per piacere, così riuniamo le domande e poi anche le risposte, perché abbiate pazienza, il professor Albini che deve tornare a Crema, quindi è quello più disagiato rispetto a lo tengo io. Ecco, avrei più di 1 o 2 domande da fare. Ne faccio 2. Non chiedo al teologo perché ci sono delle cose in cui non ci siamo. Allora, volevo chiedere. Scusate, però se fate così non riusciamo ad andare avanti. Grazie. Volevo chiedere alla senatrice perché in Francia, con la scuola che avevano presentato loro, che era ABCD dell'egalité, è stata affossata proprio perché c'era questo dentro. I genitori hanno dato battaglia. Questo è un fatto. Noi abbiamo quella la buona scuola, perché io vengo dall'estero, e quindi la stessa cosa si è replicato in Inghilterra, si è replicato negli Stati Uniti. Adesso ovviamente danno battaglia per altre cose, però i genitori non vogliono questo insegnamento, per il semplice motivo che sanno benissimo cosa vuol dire genere o gender, eccetera, eccetera. Bene, l'altra domanda? E l'altra domanda, comunque, no, l'ho fatta la domanda, perché no, per piacere, vi ho detto che non possiamo fare dialoghi, grazie. Richiamo all'ordine anche la senatrice Puppato, grazie. Prego, altra domanda. La senatrice ha obiettato, però questo è un fatto, ho chiesto. Ho detto l'altra domanda, per favore. Buttare via i soldi che sono stati buttati via in Francia, che hanno buttato via nella spazzatura, devono cambiare, perché questo è successo e ci sono tutte le documentazioni. Poi dopo chiedo un'altra cosa, questo, se posso dire, io sono donna e sono la prima che vedo la discriminazione. L'Italia è messa molto bene con il femminicidio nel rispetto degli Stati Uniti, di questi, Australia, tutti i paesi e anche come suicidio, parlando di questo. È un'altra. E aggiungo questo, si può chiamare e criticare la democrazia il fatto che noi abbiamo ammazzato 6 milioni di bambini dal 1978, anche e via lo è. C'era il signor Pederiva, per favore, perché raddoniamo le ultime domande. Grazie. Io volevo innanzitutto chiedere alla senatrice Puppato di scusarsi con le famiglie. Io faccio parte di quelle famiglie che si sono preoccupate del gender, che si sono informati su questa questione, che hanno capito da tempo quello che spiegava il teologo prima, cioè che esistono gli studi di genere, sono una cosa, ed esiste l'ideologia di genere, che è un'altra cosa, che è in relazione con gli studi di genere ma non coincide con questo. Le famiglie italiane sono preoccupate perché in alcune scuole italiane, molte, in alcuni libri di testo, molti,
questa ideologia di genere, che questa sera abbiamo accertato che esiste prima della buona scuola, è entrata nella scuola. Ora, prego senatrice, sto parlando, mi scusi. La domanda è, prima di tutto, per favore si scusa con le famiglie italiane, perché alle famiglie italiane dare... L'altra domanda. È una domanda. Scusa per favore con le famiglie italiane, perché le famiglie italiane preoccupate per i propri figli non si dà dell'antisemita, che vuol dire dare del nazista. Non è un modo di interloquire con i cittadini italiani. La seconda. Per favore. 2 giorni fa sulla Repubblica Michela Marzano è sbottata durante un'intervista di Giovanni Flores dicendo: perché i genitori devono mettere bocca sull'educazione sessuale a scuola? Su questi temi delicati la formazione deve essere della scuola, non della famiglia. Questo è un parlamentare del PD. Ecco. Allora, se di fronte a queste affermazioni non è lecito essere preoccupati, mi dica lei quando sarà lecito potersi preoccupare. Ok, allora per rispondere alla senatrice Puppato e poi vediamo se chiuderla qui. Allora, relativamente al fatto di dovermi scusare per aver accennato a che cosa ha portato a alimentare paure e fobie con l'antisemitismo, non c'è nessuna relazione, non capisco perché lei si senta coinvolto in questo tema, perché non l'ho citata, non ho citato le famiglie, non so, quindi non capisco il suo coinvolgimento personale e evidentemente scusatio non petita, accusatio manifesta, dice qualcuno, si faccia una... E le dirò di più, guardi, le dirò di più, lei qui è venuto a dire, insieme con molti altri, d'accordo, che la nostra buona scuola contiene elementi di grave pericolo sociale relativamente confermato, è vero, è il pari, confermato, e ha appena detto che stanno studiando sui libri il gender, che evidentemente è stato prodotto da qualcun altro, perché la buona scuola è cosa di oggi. Allora si smentisce da sola tutta la propaganda davvero feroce, violenta, che arriva sui telefoni della gente, che passa attraverso incontri faziosi, e voi siete la conferma che quello che io sto dicendo è la pura verità, perché avete parlato, no guardi, io non ho mai abortito, non ho ucciso nessuno, tranquillo, io per me posso dirle che non ho mai abortito, ho avuto 2 figli di cui sono orgogliosa, tranquillo, stia sereno, più sereno di come ha fatto stare Renzi Letta. Allora, il tema è che dobbiamo metterle in fila le cose, perché quando si creano terrorismi poi si scopre, vede che si scopre le carte, l'ha scoperto il Signore la carta, ha detto che i libri ci sono già, le scuole che istruiscono sul gender ci sono già, e lei sta parlando dell'aborto che non c'entra niente rispetto a